Il Lions Club Host di Agrigento organizza il primo Bike Tour Trophy Agragas, un'iniziativa sicuramente interessante che riguarda, diciamo, il nostro territorio. Nel DNA del nostro club c'è quello di offrire servizi alla nostra comunità e anche opportunità di sviluppo. In questo il nostro primo obiettivo è stato quello di interloquire con le istituzioni, di cercare la loro collaborazione e di metterci a loro disposizione. L'idea di questo primo Bike Tour Trophy Agragas nasce dal voler coniugare l'amore per lo sport e per il ciclismo all'obiettivo di valorizzare il nostro territorio, il nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale. Per cui diciamo che questo diventa un'occasione di sviluppo anche per il territorio nel suo complesso e anche un momento di festa, di aggregazione, di amicizia. Vi invitiamo domani a essere tutti presenti, a venire tutti quanti, anche coloro che non sono abituati ad andare in bicicletta, perché abbiamo previsto proprio per favorire questa partecipazione e questa festa un primo tratto non agonistico, una passeggiata ecologica, una passeggiata dell'amicizia che partirà dal Viale della Vittoria all'altezza di Villa Bonfiglio e finirà all'altezza del Lido Aster di San Leone. Per cui venite tutti quanti, anche noi ci metteremo i nostri giubbini Lions e ci metteremo in discussione pedalando fino al mare. Io non sono un ciclista di professione e neanche un vero e proprio dilettante, però per domani assumo questo impegno. Grazie. È un'occasione ovviamente importante per i Lions per dare un contributo di crescita a tutta la collettività, quindi faremo beneficenza, non ci sarà nessun tipo di guadagno da parte di nessuno, tutto quello che è stato fatto esclusivamente per beneficenza. Promuoveremo anche, diciamo, lo sport per i disabili, perché quello che sarà concretizzato come offerta libera nella giornata di domani sarà devoluto per loro. Però mi piace anche sottolineare che è stato previsto un premio per le donne per questa attività agonistica, quindi le donne si potranno cimentare, e in questo senso mi è piaciuto ricordare, visto che la settimana scorsa c'è stata la 121esima edizione della maratona, che è la più longeva del mondo, però noi vogliamo essere positivi, ottimisti e credere che le donne possano fare tantissimo. E nel 1966 la prima donna ha forzato ogni blocco, ogni resistenza e ha gareggiato arrivando a conclusione. E Roberta Ghibbe è ancora viva, ha 74 anni, ancora corre, quindi figuriamoci noi. È una bella occasione in cui lo sport si lega al gusto del godimento dell'ambiente e si lega anche a un elemento che forse può sembrare subliminale, l'utilizzo delle due ruote, seppure una città come la nostra presenta elementi di gravi criticità dal punto di vista morfologico. Però è un bel connubio e si inserisce secondo me dentro una bella iniziativa che è di sport, che è di amore per l'ambiente, di sensibilizzazione ambientale e anche di messaggio di sviluppo sostenibile, di mobilità sostenibile, che come lei sa è anche un tema che è stato fondante di questo percorso di anno e mezzo di amministrazione,